Bene amici di mattoscacco.com, analizziamo ora questo finale in cui abbiamo alfiere e due pedoni contro alfiere, tra l'altro di colore contrario. Allora, è generalmente molto difficile capire come si gioca in queste situazioni perché possono capitarne di più disparate. In ogni caso, una delle regole principali di qualsiasi finale è quella di non avere fretta. Ora, è chiaro che se il bianco decide subito di spingere, dopo un blocco di questo tipo non si riesce a fare niente, cioè la partita finisce patta, perché non è possibile poi riuscire a togliere più quella posizione di blocco. Ma quindi la spinta da fare sicuramente non sarà pedone C6 ma pedone D6. Tuttavia questa spinta non può essere fatta immediatamente perché seguirebbe alfiere per, pedone per e la partita finisce patta, perché ovviamente non si può dare scacco matto con solo un alfiere. Ok, di conseguenza dobbiamo trovare un altro piano, perciò quindi il bianco deve cercare di andare o in E6 o in C6 col re e solo in quel momento spingere poi il pedone. Quindi bisogna giocare e manovrare molto lentamente. Mossa al bianco, qui bisogna cercare di far allontanare subito quel re da lì. E una mossa buonissima per farlo è tramite lo scacco di alfiere. Tu dove lo daresti lo scacco d'alfiere? Lo daresti qui o lo daresti qui? Prova a ragionarci un attimino. Dallo scacco che si darà in questa posizione si decideranno le sorti della partita. Bene, ora che ci hai ragionato un attimino ti faccio vedere le possibilità. Lo scacco di alfiere G4, benché molto bello da vedere perché ci sono i due alfieri vicini, è uno scacco che non funziona perché il re nero può andare in C7 e qui che possibilità ha il bianco? Cioè, sicuramente può cercare di aggirare andando in E4, mossa di alfiere in F2 andando a minacciare questo pedone, e dopo uno scacco per esempio di questo tipo, cioè, la partita è praticamente patta un'altra volta, quindi non funziona. Non funziona e dobbiamo andare invece a fare scacco in B5. Perché lo scacco in B5 è più forte? Perché l'alfiere in B5 riesce a controllare la casa fortissima C6 che dopo la spinta che prima o poi arriverà di pedone D6 il re non può intrufolarsi in quella casa e andare così a fregarci. Ora tocca al nero e anche qui il nero ha due possibilità. Forse verrebbe istintivo muovere il re in questa direzione, andando insomma dove succede qualcosa, piuttosto che andare in E7, che è invece la mossa corretta. Ma perché re C7 non funziona? Andiamo a vederlo assieme. Re C7 non funziona perché ora il bianco cerca di fare la solita manovra di aggiramento, quindi cercare di portare il suo re qui, dopodiché è finita, ma re E4, alfiere H2, il nero deve perdere tempo e mantiene sempre l'alfiere sulla stessa diagonale, re F5, alfiere G3, sempre per lo stesso motivo, re E6 e infine esegue D6 e il bianco vince facilmente, mentre con re E7 il nero riesce a tenere la posizione ancora un altro po'. Ovviamente è sempre una posizione critica, ma
il bianco può sempre sbagliare. Alfiere A4. Questa mossa ovviamente, oltre ad essere una mossa d'attesa, cioè mantiene sempre l'alfiere su questa diagonale, libera invece l'avanzata del re in questo caso, cioè se il re nero è qui il bianco aggira in questo modo, se il re nero è qui il bianco aggira in quest'altro modo. Alfiere F4, re C4, sta per avvenire l'aggiramento, alfiere G3 e ora il nero non è che possa fare granché. Re B5, re D7 e re B6 con scacco di scoperta. Re E7, re C6, ora finalmente il bianco ha occupato una casa importantissima, abbiamo detto che le case importanti erano C6 e E6, in questo caso il bianco ha occupato C6, ora il re bianco funge un po' da alfiere perché non permette al re nero di arrivare in D7, quindi questo alfiere ora momentaneamente è inutilizzato, è fuori gioco e deve essere piazzato su case migliori. Quindi dopo il re C6, alfiere in F4 e alfiere B3. Ora l'alfiere in B3 è potentissimo perché dopo finalmente la spinta D6 sono veramente guai. Quindi alfiere B3, alfiere G3, D6, finalmente arriva questa spinta, ma guardate dopo quante mosse è arrivata. Re D8 e a questo punto segue re D5 e la vittoria è forzata, dopo che i pedoni arrivano in sesta c'è veramente poco da fare.